Stefano, poi non ti potevi mancare. C'è un po' di anni. Eccolo qua, buonasera. Dove ci troviamo? Teatro Politeama Rossetti di Trieste. Chi abbiamo qui? La musica di Trieste. Lorenzo Pilade. Pilat e Luttazzi, Pilat. Cioè, Trieste in musica. Beh, c'è tanto da dire. Cominciamo da qualche parte. Cominciamo da qua allora. Mi scommetto una roba. Quando si stai alleati a Trieste, lui si è innamorato della musica, del rock and roll. Beh, sì. Ero alleati a Trieste, gli americani, sì, facevano il rock and roll. Mi piaceva tanto, perché il rock and roll era un facsimile del jazz, del soul, tutti misti, diciamo quasi popolari. No, jazz no, era più sofisticato. Poi era il soul, poi era la musica popolare americana, insomma, però quel che mi tirava dentro era il ritmo, no? Tap, tap, ta, da, ba, da, ba, dum, tap, tap, capisci, no? E il ritmo mi aiuta sempre. Dopo però ho avuto sempre una grande nostalgia di casa. Infatti ho fatto anche un libro una volta sul titolo Torno a Trieste, anche una canzone di Torno a Trieste. Non so per voi e per chi che va un pochettino fuori di casa, ma la nostalgia di casa, mia mamma diceva, se ti fossi nato in una caponera, là te volessi tornare. E cosa è la caponera? Dove chi metteva le galline, no? Diciamolo chi che non è triestino. Polaio. Polaio? Il polaio che dei polli. Ho capito, polaio. Ma polaio si sa diverso, perché polaio può essere quel che te li vendi, eccetera. Mica ho sempre passione per le bestie, per i cani, per i gatti, per tutto. No? Mi piace parlare così. È tutto che ti dico. Dopo sono andato a Milano, dopo sono andato di qua, andato di là, abbiamo girato un po' tutto. Sono stato anche in America un par di giorni. In America Un par di giorni? E in Australia. In Australia sono stato con gli immigrati triestini. È stata una bella esperienza. Ho cantato con Lori e insomma, dai. Tornerei volentieri anche in Australia, tornerei volentieri. Beh, quando che la vuol basta chiamare, noi abbiamo Telepordenon che la ciapa anche là in streaming, sa? Anzi, che corremo vendrio noi per averlo con noi. Ma la roba che più mi ha piaciuto della sua storia è il fatto di questo grande amore per la propria terra, la propria città. Cioè, Gaver, tanti dicessi, ma come si sta, tra virgolette, che Dio mi perdoni, Mona, a mollare il clan di Celentano, Milan e tutto per tornare a Trieste? Perché Trieste ha l'equilibrio che poche città hanno. Per esempio la Galmar e la Terra. Che città ha al mare e terra? Genova, Napoli e non so, altre città che sta sul mare. Perché il mare, per me, io ero a Milano, mi soffocavo, mi mancava il mare. D'altra parte Milano è una città industriale, quindi anche il lavoro non manca a Milano. A Milano alle 7 di mattina non c'è nessuno, alle 7:10 comincia, Tutti. alle 8 non ti passi più e il vigile ti manda le macchine sui marciapiedi perché non c'è più spazio, una roba... Diciamo che ai nostri tempi era sempre il signor Calindri che Adesso se lo metteva so. tall'incrocio a bere il bicchiere a Milano. No- Cerchiamo di rinverdire quei bellissimi Milano anni. è Gran Milano. Lei la sa che mi ero innamorato di Fioi, di Gigliola Cinquetti, Ah,
e quando ho sentito anche la sua versione de Alle porte del sole. Alle porte del sole, in Sì, acustico con chitarra, piangevo. Beh, la Cinquetti faceva parte di una casa discografica. La casa discografica che aveva la possibilità di mandare in giro le proprie canzoni in tutto il mondo. C'erano diverse case, adesso non so, sarà anche adesso, diverse case editrici e discografiche. Quindi quando uno ha le edizioni di una canzone, di una musica, Non vada via. manda una copia, quindi fa diverse copie dei dischi e li manda a tutte queste cosa ho detto adesso? Case discografiche e edizioni. Sì, case discografiche editrici, soprattutto le case editrici, perché la casa editrice poi pubblica la musica su carta, poi pubblica altri dischi da mandare in giro, eccetera. Però quando arriva questi dischi dall'America o dall'Australia o dall'Inghilterra, non so, arriva, la casa discografica nostra sceglieva, non si è detto che doveva suonare quelle canzoni là in cambio a quel che lui gli dava là. Era tutto un discorso telefonico, eccetera. Perciò una canzone che piace in Italia non si è detto che piace in America e viceversa, una canzone che piace in Inghilterra non si è detto che piace in Italia. Mi ho avuto questa fortuna che alla fine della strada, presentata a Sanremo, ha piaciuto in America e Tom Jones l'ha fatta in inglese, in lingua inglese. I know it is late when I really must leave you alone. Po, 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 po. In Italia hanno avuto questa diciamo... Ma poi dipende, secondo me, anche posso annoverarmi tra un scarsissimo, come scarsissimo musicista, posso dire una roba, la lingua inglese è molto portata, è diciamo un strumento in più. È facile. È più facile, quindi è che è molto più armonica, è molto più... Sì. È vero. Però, torno a dire, potremmo ricordare anche a un po' che le persone, anche quelle non più giovani, Sì. le canzoni che ha scritto, comunque in collaborazione con i suoi due soci. Pace Panzeri. Esatto. Orietta Berti, Finché la barca va, eccolo qua. Finché la barca va, un giorno mi diceva Panzeri, tanto da tan. Finché la barca va. Sì, ma finché la barca va lasciala andare, frega più che te poi finché te va bene. A meno E che... viva l'Italia a questo punto. Ma non è così che mica ho detto a Panzeri, dica che, non so, il grillo che lo ha detto alla formica, il grillo di un giorno alla formica finché la barca va. Allora diventa un discorso più semplice e piacevole anche per i fioi. E fa, sì, hai ragione. E infatti abbiamo fatto un disco con Finché la barca va, fra parentesi, il grillo e la formica. Vabbè, dai, tutte robe così. No, posso dire dopo che... devo dire la verità che la Bertica ha una voce che conquista. Piace ancora? Brava. Piace ancora? Beh, questo dopo dipende anche dai passaggi televisivi, perché sai, se la televisione non ti verdi le porte, sa come che è. Però comunque uno che ha bella voce non ha problemi. A me mi piaceva anche uno che è un poco sparito, Riccardo Cocciante. Mi piaceva perché era intonatissimo, Sì. non calava, non cresceva mai, bravo. E mi piaceva come cantante. Dopo i tocchi dipendi perché ognuno insomma si liga alle sue preferenze, ma a me piaceva come cantante, ecco, diremo così. È uno che aveva grinta e che aveva probabilmente anche un certo retro, quindi avrò avuto esperienze. No. Con Toto Allora mi Cutugno. Può sentarsi. Con Toto Cutugno. Con Toto Cutugno. Signor qua Rossetti. È stata una sorpresa preparata perché mi pare che è venuto giù il teatro quel giorno lì. Mi sono visto il video l'altra settimana e mi sono studiato un po' la parte, ammetto, ed era qualcosa di bello. Come mi è piaciuto anche tantissimo questo bellissimo complesso italiano che vi piaceva molto.
E per concludere con Lorenzo Pilat, che dire? Salutiamo Trieste, salutiamo tutta la regione, Salutiamo tutti. perché, salutiamo tutti e un arrivederci. Ricordando che la musica è una cosa che unisce le persone e soprattutto anche un riposo del cervello, perché quando uno canta non pensa ad altre cose, cioè non pensa magari ai suoi problemi di vita, eccetera. E quindi quel momento lì, quando uno canta, pensa solo alla musica e quindi è un riposo dell'animo, del cervello, eccetera. Quindi cantate di più. Una cosa che manca proprio adesso è proprio il cantare, Cantare di e più, si ascolta cantare. troppo senza poter dire niente, non si canta più, ci si vergogna. No, perché bisogna vergognarsi? Sì, tanti si vergognano. Io sono sposato con una meravigliosa donna violinista che canta Quindi sempre in casa. Hai un po' di musica in casa allora? Abbiamo molta musica in casa, sì. Bene. Ed è una bella cosa, Bene, non so, bene. non so dove sia nascosta. Vabbè, Niente, un caro arrivederci, grazie, stammi bene, ciao. tanti saluti e buone feste. Dal Politeama Rossetti di Trieste, Eugenio Geni Bassanese. È tutto. Buonasera! Buonasera a tutti! Ben trovati, come state? Tutto bene, sì, tutto tranquillo, molto bene. Allora, dovete sapere che quando qualche mese fa mi ha chiamato l'onorevole Massimiliano Panizzut, fine agosto, inizio settembre, e mi ha proposto questa serata, ho detto immediatamente di sì, perché intanto questa sera festeggiamo l'85esimo di un grandissimo artista, perché parlando di Lorenzo Pilat parliamo sì di un artista triestino che ama tanto la città di Trieste, la cultura, la tradizione popolare di Trieste, ma parliamo di un artista che si è fatto largo a livello nazionale ed internazionale. Poi importante che questa serata è una serata benefica e infatti l'incasso verrà devoluto alla Fondazione Burlo Garofalo, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra città. E uno dei fiori all'occhiello qualche volta viene un po' maltrattato, come se fosse un ospedale di secondo piano, invece è qualcosa di molto importante, quindi va salvaguardato. E questa serata vuole essere un aiuto piccolo, però di cuore. Come sei sta storia qua? Allora, poi mi fa piacere ritrovare tutta questa banda. Allora, ringraziamo innanzitutto questo meraviglioso teatro, il Politeama Rossetti di Trieste, che ci ospita questa sera, e direi che anche per il Politeama Rossetti, non so se questa sera è presente in sala il presidente Francesco Grambassi, comunque lo salutiamo e salutiamo tutta la dirigenza. Un ringraziamento va anche a Gabriele Centis, che insieme al figlio di Lorenzo Pilat, Gabriele Centis credo lo conosciate tutti quanti, grande batterista, musicista, la Casa della Musica e lui sostanzialmente insieme a tanti valentissimi strumentisti, cantanti, musicisti, e quindi un ringraziamento anche a loro, e voi naturalmente con un grande applauso vi ringrazierete tutti quanti. Oh, bene.
Allora, alle mie spalle, vedete, adesso mi sposto così potete inquadrarli molto bene, c'è innanzitutto il maestro, il direttore musicale della serata, posso chiamarla così, maestro, Marco Ballaben. Poi abbiamo, io vorrei andare sul batterista, che mi dicono essere Paolo Muscovi, ma leggo da tutte le parti che è Paolo Musicovi, è giusto? Perché ho letto delle locandine, scrive Paolo Musicovi, quindi per me sei Paolo Musicovi. Alla chitarra Gabriele Leporini, al basso Giovanni Toffoloni. E poi andiamo in ordine, proprio come siete. C'è il buon Leonardo Zanier. C'è suo fratello che mi ha detto di dire Jerry con la G. Ok? Quindi Jerry con la G. Zanier. Alexia Bilevich. Joy Jenkins. Nicole Pellicani. Sì! Adesso mi spiegherai, c'era questo non so, che si è portata dentro. Vabbè, tutto è chiaro. Ok, non voglio indagare. Il titolo di questa serata, Love Me Tonight, Lorenzo Pila da Trieste a Las Vegas. Beh, come vi dicevo prima, dobbiamo rendere merito alla valenza internazionale del personaggio. Infatti questo brano, il brano Love Me Tonight, cantato e portato al successo da Tom Jones, che non è proprio uno qualsiasi, valse a Lorenzo Pilat negli anni '80 il Grammy Award, che è uno dei più prestigiosi riconoscimenti negli Stati Uniti, ottenuto per il fatto di aver superato il 1 milione di esecuzioni radiofoniche. Ma dopo questo doveroso preambolo, sono pronti? Noi accogliamo sul palcoscenico il figlio di Lorenzo Pilat, che ha ordito questa serata insieme all'onorevole Panizzute, insieme a Gabriele Centis e tutti quanti, quindi Riccardo Pilat, e l'applauso sarà ancora più fragoroso perché facciamo entrare il maestro Lorenzo Pilat! Ciao maestro! Guarda, non smettono più. Tu puoi parlare quando vuoi, magari ci accomodiamo, così siamo più tranquilli. Puoi sicuramente parlare, non ti tapperemo la bocca. Abbiamo anche qua il, diciamo, questa sera funge un po' da gobbo, non vorrei essere, però no, in realtà la presenza di Riccardo è importante perché da un punto di vista tecnico è colui che questa sera coordina un po' tutto, si occupa delle slide, dei video che vedrete ed è quello che conosce la storia del suo padre molto meglio di chiunque altro. Allora, come stai Lorenzo, caro maestro? Come dici quella, ben grazie. A parte il conto in banca. Vabbè, insomma, c'è una cosa che in realtà non sapevo neanch'io, me l'ha raccontata stamattina tuo figlio. Tu adori e hai incominciato con i fumetti, sei un fumettista. Scusa perché non ho sentito bene. Mi ha detto tuo figlio, ha fatto la spia. Ho cominciato? Come fumettista, fumetti. Sì, sì, quando avevo 10 anni mi ricordo che copiavo Topolino, Paperino, quelle cose lì, perché secondo me faceva parte del mio istinto artistico. Io non sapevo ancora se potevo cantare o meno. Vabbè, a 10 anni è difficile avere le idee. Ma ci sono anche altri miei amici che hanno iniziato quell'epoca lì. In quell'epoca non c'era la televisione, fortunatamente, per modo di dire, insomma, ecco, la televisione è venuta fuori più tardi con un canale solo e quindi chi andava in televisione era importantissimo perché si faceva notorietà
immediata. E poi pian pianino hai fatto... Come? Poi pian pianino, dicevo, hai fatto televisione anche tu. Ma andiamo per gradi, andiamo per gradi. Io ho cominciato con la birreria Dreher. Ecco. La birreria Dreher era un luogo familiare, dove dico familiare perché uno dice birreria, pensava là ci vanno anche gli ubriaconi. No, ci andavano le famiglie con i bambini, era un posto familiare. E naturalmente però c'è l'orchestra che suonava e ogni tanto mi diceva ma vai a cantare anche te qualcosa, no ma io sai, mi vergogno eccetera, no. Però ho visto che la gente non mi guardava, allora sono andato davanti al microfono, ho mollato la vite del microfono, il microfono andava giù e la gente guardava cosa fa quello là. Poi venivo giù dalle scale, ho fatto finta di inciampare e la gente mi ha guardato. Praticamente insomma ho fatto un po' di tutto per farmi notare e quando ho cominciato a cantare ho avuto gli applausi e anche l'attenzione delle persone. Questo è stato l'inizio di un personaggio che poi nella vita ho vissuto da spettacolo, ecco, non ho partecipato a delle cose più normali, ecco. Ma insomma questa mi sembra normalissima. Comunque, a beneficio di voi che siete in sala, qua vediamo alle nostre spalle, durante tutta la serata vedremo immagini e video che riguardano la vita professionale principalmente di Lorenzo Bilat. Qui in sostanza, se non sbaglio, c'è la premiazione del concorso dilettanti, perché hai vinto innanzitutto. Sì, organizzato dalla birreria Dreher. Questo si chiamava Pippo, lo chiamavano Pippo Calamita. E perché Pippo Calamita? Non lo so, non mi ricordo. Calamitava in qualche modo l'attenzione, ma mi sembra che tu lo certo, facessi sì. di più. E allora, prima tappa saliente di questo tuo cammino artistico che risale al 1959, Sì. tu correggimi ogni qualvolta dico No, qualche giusto. scemenza, vince il concorso di dilettanti alla birreria Dreher. Esatto, sì. Ma hai qualche ricordo, aneddoto, mi dicevi questa del microfono che improvvisamente scendeva, hai fatto la finta di cadere per le scale, ma c'è qualcos'altro che ti ha spinto poi, non so, un aneddoto, comunque un momento in cui è scattata una scintilla particolare e hai detto questa è la mia strada? Ma il fatto che ero intonato, se io ti faccio una nota si può fare vai giù, oppure vai su. Cioè, l'intonazione è sempre vedi, io sono ritornato nella stessa nota. E questo è un dono di natura, cosa vuoi? Non so, quando ero... È meno male, se non ci fosse, ragazzi. Poi, dalla birreria Dreher fai il grande salto, perché tantissimi musicisti importanti di Trieste, vi faccio l'esempio, non so, di Lelio Luttazzi, di Ferruccio Mercricordi, o meglio conosciuto come Teddy Reno, e tutti decisero di andare a cercare fortuna a Milano perché le grandi case discografiche si trovavano a Milano. Ti dispiacque quella volta lasciare Trieste o c'era questo sogno della musica, del successo, delle grandi case discografiche? Cosa ha prevalso? Evidentemente questa seconda, questo secondo punto. Il mio diploma mi ha portato a riferire alle persone che andavo per lavoro. In realtà dentro di me covavo sempre il piacere di entrare in qualche casa discografica e fu proprio così, perché ho cominciato a lavorare a Milano, ho lavorato 2 o 3 mesi e poi ho trovato subito un ingaggio con le Messaggerie Musicali, che è una grossa casa editrice. E lì ho cominciato il lavoro di autore. Mi ricordo la Cinquetti, mi ricordo che aveva questa casa editrice, ogni casa editrice aveva dei cantanti a suo favore, no? Simbolo. Come simbolo, eccetera. Sì. E straordinariamente le case editrici erano parecchie in tutto il mondo, perché la casa editrice quando aveva una canzone la proponeva all'editore inglese, all'editore tedesco, all'editore canadese, dappertutto. E anche a noi, in questa casa editrice, la Sugar, arrivava della roba dall'estero
che mica sempre insomma, si apprezzava. Dovevamo mettere il testo in italiano e a volte cantando la gente non piaceva. Una canzone quindi che piaceva in un posto poteva piacere invece in un altro posto. E fu così che la canzone Alla fine della strada, che è stata presentata a Sanremo, che poi naturalmente ascolteremo, vedremo perché è una parte importante della tua Alla fine della strada è stata scartata a Sanremo perché appunto, come dicevo, non è detto che piace alla gente e non è giusto che la gente non si metta insomma, a suo favore. Però è stata proposta all'estero e all'estero invece è piaciuta. E come è piaciuta? Tant'è vero che il signor Tom Jones, un cantante famoso allora, anche adesso, però comunque allora era uno dei primi cantanti mondiali, e ha inciso questa canzone Alla fine della strada che comincia I know it is late and I really must leave you alone. Allora, caro maestro, non corriamo troppo, noi cerchiamo di avere un cammino cronologico e nel 1964 tu vinci il primo Festival Bar creato da Vittorio Salvetti. Dovremmo vedere Vittorio Salvetti mi aveva seguito nei concorsi di dilettanti e vedeva sempre che io arrivavo sempre tra i primi e ha detto questo qua può fare. Allora mi ha presentato varie case discografiche, tra cui quella di allora che c'era Celentano, aveva fatto anche lui la casa discografica. Non era molto organizzato Celentano perché come cantante è cantante, cioè il discografico deve fare il discografico, l'editore deve fare l'editore, ogni fede son mestieri di camminare e allora impari bene il tuo mestiere e poi risolvere diversi problemi. Dimmi. E ecco, te lo dico che adesso ascoltiamo il primo brano, il successo, la canzone con la quale hai vinto appunto il primo Festival Bar, canterà Alexia Bilebic e si tratta di Ciao, ciao, ciao! Ciao. Bilebic con tutta la band. Abbiamo visto che partecipavi molto, con grande passione a questo brano, ti ricordava un po'? Sì, mi ricordava
il jukebox, perché allora c'era il jukebox, non so se c'è ancora qualche jukebox in giro, si mettevano le 50 lire e si poteva ascoltare le canzoni. Allora le canzoni duravano 2 minuti, non di più, 2 minuti e 15 secondi. Ciao ciao ciao, era Bye Bye Love, è una canzone degli Everly Brothers, se qualcuno di voi forse ricorderà gli Everly Brothers, quello che facevano appunto questa canzone. Vi ricordate, sì? Ma qualcuno si ricorderà. Bye bye love, bye bye happiness, hello happiness, a fine ore da così Non male, non male. Io approfitto perché vedo appena adesso in prima fila il vice sindaco di Trieste, Serena Tonelli, che salutiamo, con tutte le autorità eventualmente presenti che io non vedo, anche perché sono soccegato dalle luci, quindi non vedo, ma Serena la vedo molto bene. Quindi un saluto e a tutto il comune naturalmente. Si parlava di Vittorio Salvetti e del Festival Bar. Sì. Vittorio Salvetti, come dicevi tu prima, ti propone al gruppo Clan, quello famoso di Celentano. Sì. Vedremo, ecco qua vediamo anche un vecchio articolo, credo del Piccolo, del 1964 esattamente, mentre nel 66 vai a incidere la canzone Un po' di vino, cantata appunto insieme con Adriano Celentano. Sì, bello. La domanda che giunge spontanea te la dobbiamo fare, ma i tuoi rapporti con Adriano Celentano come sono stati in realtà? Siamo in famiglia, ce lo puoi dire, no? Intanto mi sono cambiato l'abito, ho dovuto mettere come voleva lui e mettere la cravatta. Dici, era uno che... la cravatta alla rovescia, cioè non quello largo qua, doveva mettere fuori questo piccolo, questo qua, infatti si vede lì. Comunque anche tu oggi non scherzi con la cravatta, eh? Una signora cravatta, guarda che è bellissima. Vabbè, dai. E poi l'ho riconosciuto come capo, diciamo, perché insomma, prima di tutto ha affrontato l'ambiente discografico molto prima di me e quindi aveva una grande esperienza. Perciò sono stato sempre sulla, diciamo, timidezza, ecco così, diciamo, non sono stato invadente con Adriano e ho fatto sempre quello che voleva lui, perché all'inizio si fa sempre così. Sono rimasto un po' di anni con lui e poi nel frattempo facevo anche le canzoni così come diletto e non mi sono accorto che certe frasi mie erano così da popolarità, ecco. Certo. Perché per esempio la Berti non avrebbe mai cantato una canzone Finché la barca va a lasciare andare, perché io gli ho detto a Panzeri che aveva guarda, finché la barca, dagli avanti un passo, no ma scusa un attimo, finché la barca va a lasciare andare, vuol dire frega più che puoi finché ti va bene. Prendete un po' esempio, no? No, allora a meno che, non so, inventi una cosa per i bambini, il grillo che l'ha detto la formica. Ah, il grillo e la formica. E allora come sottotitolo, fra parentesi, finché la barca va, sottotitolo, il grillo e la formica. E ha avuto successo anche per questa frase, diciamo, perché così sembrava proprio una canzone un po' per tutti, disinteressata, disconnessa da certi dogmi che usavano i giornalisti, eccetera. E questa, devo dire la verità, è opera anche della buona voce, la bella voce di Lauretta Berti, perché devo dire la verità, è una voce calda e piacevole da ascoltare. Assolutamente. Poi per un paio d'anni eravamo rimasti appunto a Un po' di vino, incidi canzoni, non so se posso definirle spassose, ma comunque La legge del Menga, presentata al Cantagiro, Charlie Brown, La mia ciccia, nel 1966 con Gino Santerpola e Ico Cerruti, vi chiamavate Trio del Clan. E siamo andati a Sanremo. Esatto, avete partecipato a Sanremo cantando, hai cantato tu in coppia con Adriano Celentano, sì. Il ragazzo della Via Gluck, che insomma è un successo infinito. Noi dovremmo vedere intanto alle spalle la copertina del 45 giri, la mia ciccia. Lei non può, e invece il retro, il cosiddetto lato B,
capite altre cose. E questa foto invece è molto interessante perché questi signori che vedete, che sono stranamente in via Gluck a Milano, Sì. là dove c'era l'erba, ora c'è, Sì. eccetera, eccetera, e in pratica vedete Adriano Celentano che è lì in mezzo, poi vedete Questo è l'arrangiatore. Lorenzo Pila, esatto, vedete anche, penso che ci siano Panzeri, Pace, No, un po' tutti. questo è l'arrangiatore Mariano. Mariano è il primo che vedete col Sì, cappotto Mariano, che, sì, di Mariano. fianco, Sì. ecco. E quindi è una foto che insomma ha una valenza storica, perché vedere tutti coloro che hanno dato vita a questa grande etichetta e a una storia importante per la musica leggera in Italia non è una cosa da poco. Allora, poi c'è anche un video che potremmo vedere, oltre a vari articoli, oltre questa è una foto molto simpatica che ritrae in una sala evidentemente col biliardo, Gino Santerpola in mezzo, Lorenzo Pilata alla destra e Celentano ovviamente al centro, molto giovane, e poi quello a sinistra, Ico Ceruti. Ecco, Ico Ceruti, ti emozioni vedendo questa foto? Hai qualche ricordo particolare? Ma pur di andare a Sanremo mi sono messo col trio, insomma abbiamo fatto. Beh, questa era spontanea e vera, però io penso che nella vita, credo sarai d'accordo, fino a un certo punto i compromessi bisogna anche raggiungerli, voglio dire, hai fatto benissimo, guai se non l'avessi fatto. Penso che di compromessi ne abbiamo tutti. Assolutamente sì, ci mancherebbe. E invece qui vediamo, sempre alle nostre spalle, una foto che ti ritrae un video, a dir la verità, è muto, ma ci parleremo sopra. In realtà si tratta di una trasmissione su Rai 1 condotta da Massimo Giletti. Era il 2008 ed era una trasmissione che andava in onda dopo il Festival di Sanremo, dall'A alla Z, mi confermi Riccardo? Sì, ecco. E quindi insomma poi ci saranno altre foto oltre a questo video che ti ritraggono con Adriano Celentano, con altri esponenti del clan, perché insomma il Festival di Sanremo è stata una tua frequentazione importante. Sarà però con la canzone Nessuno mi può giudicare, sempre del 1966, cantata a Sanremo da Caterina Caselli in coppia con Gene Pitney, di cui sei uno degli autori ovviamente, e con questa canzone che in pratica raggiungi la prima importante notorietà, anche se come terminologia forse non è esatta. Ti riconosci in questo fatto, cioè del fatto che questa è stata una linea di demarcazione della tua carriera? Sì. Com'era lavorare con Caterina Caselli? Ah, bene, ma lei non era ancora famosa e quindi aveva piacere di andare a Sanremo. Lei non sapeva neanche che doveva cantare quella canzone e quindi insomma per lei è stato un colpo di fortuna, diciamo, ecco, che però ha tirato fuori una ragazza che è molto intraprendente. Infatti lei ha preso in consegna tutta la casa discografica, sì, molto brava. E quindi e Jim Pitney veniva dall'America, quasi non gli interessava la canzone, però io ho fatto un bel provino, ho fatto fare provino anche a Celentano, nessuno può giudicare, e l'ho dato lì alla casa discografica e questo Jim Pitney, va bene, faccio canzone io, vabbè, così l'ha fatta. Ma è vero che all'inizio dovevate cantarla tu e Jim Pitney? Ma questo non lo so, non posso dirtelo perché non... No, non ha importanza. Sai cosa è importante? Che adesso ci ascoltiamo proprio questo grande successo di Caterina Caselli, scritto ovviamente dal maestro Lorenzo Pila, e ritorna sul palco Alexia Pillevic.
sono emozionato ad ascoltarla e ho pensato che la musica fondamentalmente si divide solo in due categorie, la musica buona e la musica cattiva, e anche la musica, diciamo, pop, le cosiddette canzonette, bisogna saperle scrivere, e questo è un grande successo ed è stato bellissimo ascoltare questa tua canzone, caro maestro. Andiamo al 1967. Al Cantagiro vinci la tappa in Sicilia, precisamente a Catania, con la legge del Menga. Ecco, vedete che... Ecco, e appunto noi dovremo adesso vedere... Piaceva molto a Walter Chiari. Ma infatti, poi il film La copia più bella del mondo, che è del 1968, e la tua presenza è stata fortemente voluta proprio da Walter Chiari. Walter Chiari, sì. Allora, noi vediamo queste immagini che si riferiscono alla tappa del Cantagiro che hai vinto. Questo è Augusto Daolio, se non sbaglio. Quello lì è... Ecco, e ci sono tanti personaggi che, Patti Bravo, se non sbaglio, ecco, correggetemi, Gino Santercole, insomma, tutti i migliori di quegli anni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Questo è Dino, ve lo ricordate Dino? Ecco, quindi... E questo è il signor Lorenzo Pilat. Guarda, con questo ciuffo, con questa giacca rossa, ti piaceva la giacca rossa sul palco? Ti dà un po' di elettricità? No, per dare un'impressione di artistica, così, per fare un po' di diversità. Beh, però vedere queste immagini, allora adesso abbiamo sfumato le immagini perché abbiamo tante foto. Quella è Caterina Caselli, sì. E perché provavate in quel periodo Sole Spento, giusto? La canzone Sole spento, sì, mi ricordo. Ma ti ricordi in particolare proprio di quell'esperienza al Cantagiro? Ma sai, dopo il successo che ha avuto Caterina Caselli non era facile fare una canzone di successo nuovamente. Questo è un problema che avevano tutti gli autori, perché quando la canzone fa successo tutti credono che la prossima è un altro successo, ma non è sempre così. Però, quali sono le caratteristiche secondo te, dalla tua esperienza, perché una canzone diventi un successo, una di quelle canzoni che per strada cantichiamo ogni giorno o comunque che ci tornano regolarmente in testa perché sono delle melodie senza tempo? Beh, prima di tutto bisogna farla sentire molto. Radio, televisione, quello è importante. Però su una canzone non va bene anche se la fai sentire. Però si prova, perché certe canzoni belle sono rimaste nell'ombra perché non hanno avuto una preparazione televisiva, niente. Questo discorso di Sole Spento è un'alternativa che la Caselli ha venduto anche un bel po' di dischi, insomma, piacevole. Poi anche lei ha lasciato un po' questo modo di cantare perché ha dovuto fare le cose... Beh, ci si evolve, si va avanti, non è che si può stare sempre fermi sulle proprie... No, perché ha dovuto prendere in mano la situazione della casa discografica. E quindi anche una grande manager. Allora, sai cosa facciamo adesso? Oltre a sentire Sole Spento, sentiremo di getto subito dopo la canzone che in realtà è una canzone, forse la prima canzone ecologista. Si tratta della Rosa Nera. È vero o no che questa in realtà era proprio una canzone nel vero senso della parola ambientalista, una delle prime che si occupavano dell'ambiente? Sì, io quando sono andato qualche volta in televisione ho fatto un po' la critica a questa canzone, La Rosa Nera, sì. La Rosa Nera mi pare che era il titolo anche di un film allora, La Rosa Nera. Quindi già si cominciava un po' a prendere i vantaggi. E poi c'era un pezzo di Herb Halbert, che Herb Halbert era un grande musicista che aveva una buona orchestra e faceva successo in quei posti, perché fare successo con una canzone solo suonata era molto difficile, perché la gente piace sentire cantare.
E questo musicista faceva papà, 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 io me lo ricordo. Quando sentite queste cose si apre il Io ho sentito tararara, una rosa di sera non diventava nera, e quindi avevo già 2 sistemi per fare la canzone. Però ci voleva 3, perché io sono convinto che il numero 3 è quello che porta fortuna. 3 le persone della Trinità. 3 è il sistema in terza rima che usava Dante Alighieri. è il numero perfetto. Sì, secondo lui era così. E allora ho detto, perché facciamo anche noi qualcosa sul 3? E mancava appunto, allora avevamo tararara, una rosa di sera non diventa venera, mettiamo dentro gli alpini. Aspetta, che non sento. Regoliamo il volume così ti senti. Faceva pa 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 pa. Tu non sai friulano? Lo capisco, ma in Allora, realtà non lo parlo. Diceva, hai pregato la bella stella, tu ci sa del paradiso. Ho pregato la bella stella a tutti i santi del paradiso, che il Signore fermi la guerra, e il mio ben torni al paese. Pa 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 pa, una rosa di sera. E così abbiamo condito il discorso. Qua mi veniva in mente un concerto di qualche anno fa in cui il famoso cantante allo stadio disse Mandi! Che è un bellissimo saluto, per carità, però magari a Trieste non tutti l'avevano colto. E sai che facciamo? Ci ascoltiamo adesso sia Sole Spento, portato successo da Caterina Caselli, sia La Rosa Nera, che venne cantata quella volta da Gigliola Cinquetti. E a cantarla saranno Sole Spento, Joy Jenkins, mentre La Rosa Nera verrà cantata da Nicole Pellicano. Forza ragazzi! Un bel applauso! Credo a quello che vedo, vedo bianco.
Bravi, brava prima Joe Jenkins, brava Nicole Pellicani e bravi naturalmente tutti i coristi e tutta la band. Lorenzo, una domanda più tecnica, ma mi viene questa curiosità. Quando tu scrivevi una canzone, a volte hai scritto testi, a volte musica, a volte testi e musiche, quando scrivevi una canzone completa di testo e musica, partivi da un testo, partivi dalla musica, non c'era una regola o c'era? No, non c'era nessuna regola. Come dicevo, la regola del 3, sempre quella era importante. A volte anche sentire una sirena della polizia, per dire, e mi veniva in mente, avevo un registratorino, quello piccolo, registravo subito questo tema qui. Poi lo ascoltavo 2 giorni dopo e dicevo no, non mi piace. E magari invece piaceva dopo. Chi lo sa, insomma, si lavorava tutto così di fantasia. E meno male che c'era. Sì, però c'era quello che è più importante, che forse altri autori non avevano, la spontaneità. Perché noi eravamo veri su quello che dicevamo. Anche finché parlavamo alle porte del sole, che è una canzone un po' romantica, e parlavamo da quella finché la barca va, che non c'entra niente, eppure non ha importanza. Si lavorava così. Cioè si lavorava dalla spontaneità che veniva dal... Ma questa è una cosa importante perché in effetti vediamo che oggi, quando vedi che ne so, tra poco, a febbraio ci sarà il Festival di Sanremo, ci sono tante cose, se non tutte, costruite a tavolino rigorosamente, quindi la famosa spontaneità di cui parlava poc'anzi Lorenzo Pilat è in effetti una cosa che è andata un po' perdendosi, no? Per sì, strada. ma adesso non so, non posso criticare il festival perché non ho... No, è semplicemente diverso, non vogliamo criticare. Ognuno fa secondo come dire, il tempo, le usanze del tempo. Certo. Ecco, si usa molto di più il testo che non la musica, ecco, in questo caso, perché ho visto che ci sono dei testi un po' impegnativi a Sanremo. Poi adesso non lo so, facciano come vogliono. E loro faranno sicuramente come vogliono. Comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati al 1969. A Sanremo presenti la canzone Alla fine della strada, che sì. viene poi incisa con successo mondiale, ne parlavamo prima, da Tom Jones con il titolo, che dà anche insomma, il nome a questa serata, Love Me Tonight. Che sensazione ti fa vedere, ad esempio le foto, tu le puoi vedere al computer, noi le vediamo qui alle nostre spalle, con... Lì, a dire la verità, se non sbaglio, c'era Conif e Pace Panzeri, che voi chissà quante volte avete sentito di Pace, Pilat, Panzeri, sempre Pace, Pilat, cioè era un trio veramente, francamente glorioso, che ha portato al successo tantissimi pezzi, veramente. Che effetto ti fa di vedere questo e pensare soprattutto a quel grande successo con Tom Jones? Beh, io non... Di persona Tom Jones l'ho visto poco tempo fa a Capodistria. Sul serio? Sì, è venuto qua, sì, è venuto qua. Che rapporto avete? Prego? Che rapporto avete? Vi siete abbracciati? Non so. No, nessuno, non mi hanno lasciato entrare perché, non lo so. Vabbè. Ma che disgraziati? Ma, beh, sai, ognuno ha le sue regole. Sì, vabbè, però dai. Vabbè, comunque lui Tom Jones non mi conosceva. E lui ha fatto una canzone dopo I saw the lion and I was alone my window. Aveva venduto un sacco di dischi con questa canzone e io gli ho detto, sai perché? Perché mamma soltanto felice perché è arrivato da te. Allora, ma non è per prendere in giro, è la verità, perché la melodia italiana ha sempre conquistato il mondo. Perciò qualcuno, o lui, da furbamente, ha fatto un'altra melodia, che è appunto alla fine della strada.
mi ricorda un po' la Spagna. Ricorda un po' la Spagna. I know where the slave, insomma, c'è colata questa melodia che è importante. Che ne so, siamo stati fortunati, ha venduto molti dischi. Magari sarete stati anche bravi, oltre che fortunati. Ma sì, sì. Non vedete quanto è modesto il maestro non mi Pina? voglio lodare perché... È bello che sia così modesto, però... Secondo me, ma non è che scopra l'acqua calda, però chiamare maestro una persona non vuol dire soltanto uno che si è diplomato, è studiato, eccetera, eccetera, ma è un maestro di vita. E vedete quante cose ci racconta con grande spontaneità, appunto, dalla regola del 3, la melodia e via dicendo, e può essere benissimo, è un maestro di vita, oltre che un maestro nel proprio mestiere. E questa è una cosa importante che a volte sottovalutiamo. Ma visto che abbiamo parlato tanto di questa importante canzone, vogliamo ascoltarla? Che dici? Facciamo salire, arrivare al microfono il buon Jerry con la G, Zanier, e ci ascoltiamo alla fine della strada. Vento che torni ogni sera a parlare con me. Tu mi domandi l'amore, l'amore dov'è? Quando la luna passò, solo una voce restò. Io mi ricordo che lei mi diceva così: vieni, 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 che alla fine della strada c'è l'amore per te. Vieni, 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 se ti senti innamorata, vieni, vieni con me. Quando la luna tornò, l'amore mio non provò. Forse quella voce della notte non sentirò mai più. Alla fine della strada un albero caduto e un fiore si spezzò. I'm waiting so long for the girl of my dreams to appear. I know I can perfectly believe that you really are here. Here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind of my heart, for my mind on you. Tell me, baby, that you need me. Say you never let me go. Love me tonight. Baby, know the pain is stronger. I can wait a moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. Something that can't be denied. I can tell you all myself, darling. Love me tonight. Love me, baby, love me, love me, baby, love me tonight. Love me tonight. E bravo anche Jerry, grazie di poter riaccomodare. Maestro, ti osservavo durante la canzone e ti darei 100 lire per i tuoi pensieri, come si diceva. A
cosa pensavi? Eri molto assorto durante l'ascolto della canzone. Questa canzone mi è stata suscitata quando sono stato in Spagna, credo a Barcellona, non mi ricordo, che sono andato in un locale notturno, allora non c'erano i night, quelli un po' volgari, eccetera, una cosa seria, e cantavano canzonette spagnole, però non mi ha disturbato, non mi ha interessato molto perché erano cose che erano abbastanza semplici, e stavo là così. Ogni oretta, dopo un'ora veniva fuori una con le nacchere e cantava qualcosa, lo stavo a ascoltare, poi se ne andava via, faceva un pezzo solo, poi tornò di nuovo quello con la chitarra, vabbè, passa un'altra ora e sono rimasto lì Ma ancora. quante ore sei rimasto? Sono rimasto fino alle 4 di notte. Ah, ecco, allora ci sta. E torna di nuovo fuori questa signora con Sembra le nacchere, sì. nacchere. E comincia così. El fuego es mi vida. Vabbè. El fuego, tic, 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 es mi corazón. Tum, tum. No, vabbè. No, el fuego, esa es mi vida. A un certo punto poi fa. Fuego, donde es mi vida. Io con il registratore subito pronto. Alla fine della strada un albero è caduto, un fiore si spezzò e ho trovato l'inizio di questa canzone appunto che mi parlavi, che poi è stata incisa da Tom Jones, eccetera, tutto un discorso. Quindi si lavorava di fantasia ma soprattutto di istinto, perché io non voglio quello che si mette lì al pianoforte e legge, te tiri via spartito, non legge più, cioè voglio dire, non voglio far critica a nessuno, ognuno se la fa a modo suo. Io facevo così, cioè sentivo il piacere di ascoltare e di darmi qualche sensazione che magari avevo da bambino o avevo sentito. Perfino quando sento la banda del paese mi piace stare lì davanti a ascoltarla. La musica mi affascina sempre, qualsiasi tipo di musica. Mi piace il jazz, mi piace tutto. E devo dire che ho imparato un po' anche dagli americani che appunto hanno i modi Che portavano i dischi e che... Sì, portavano i dischi dove. Senti un po', ma... Vabbè, andiamo avanti, benissimo. Allora, visto che andiamo avanti... Visto che andiamo avanti, arriviamo a un altro tuo grande successo che hai citato prima, portato successo da Orietta Berti. Non è Tipi Tipi Ti, che hai scritto anche tu. Anche per il resto non è, non c'è niente da fare. E comunque noi non ascolteremo questa, ma andiamo a sentire Finché la barca va, e canta Joy Jenkins. E finché la barca va, noi andiamo. È il grido disse la formica. Finché la barca va. Il grido disse un giorno la formica, ma nell'inverno tu cerai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce la dai. Mi sembra
se sta canzone non vi fa venire voglia di partecipare, di applaudire, di divertirvi. Beh, dovete venire più spesso che ce ne... Vabbè. Tu lo sai lo stronzo quando non esce? Mi hai fatto un accordo, stavo dicendo un accordo quando non esce. Vai di là. Cosa è accordo? Harlem. Devi trovarti un mancino. Harlem. Sacro sei pallido, sei pallido. Avete casa lì fuori? Se no facciamo una pausa. Vai, fa fuoco. Vai, va da parte. Ricominciamo. Six all night. I take it kinda slow with a whole lot of soul. You're moving too fast. Just make it last. You're scratch just like a monkey. Yeah, you do. Real cool. Just slide to the limbo. Yeah. How long you can go? Come on, baby, don't go for me now. Just move it right here to the Harlem Shuffle. Woo! Yeah, 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 to the Harlem Shuffle. Yeah, 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 to the Harlem Shuffle.